30 e 31 ottobre 1917 i granatieri di Sardegna impegnati su Flambro, ultimo confine prima dell'unico ponte ancora integro sul tagliamento, combatterono fino allo stremo e alla morte per permettere agli ultimi contingenti di superare il fiume e unirsi con il resto dell'esercito italiano sulla linea del Piave per fronteggiare e fermare l'avanzata austro-ungarica e tedesca sulla pianura veneta dopo la rotta di Caporetto. Flambro non dimentica il sacrificio di quei 250 caduti con l'onore delle armi che fino all'ultimo hanno respinto l'assalto del nemico. Anche ieri, in occasione del centenario, numerose persone, civili e militari, appartenenti alle associazioni d'arma e combattentistiche presenti alla commemorazione, che si è conclusa con lo scoprimento della lapide alla chiesetta di San Giovanni, sorta lungo la Napoleonica. Le parole del sindaco Piero Mauro Zanin. Oggi ci accoglie una giornata mite. Ma io vorrei cominciare questa commemorazione per i 100 anni dalla battaglia di Flambro, avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 ottobre del 1917, con le parole del sacerdote Enrico Daronco, che sul libro storico del Comune, relativamente a quelle giornate, scrive: «Piove maledettamente da 2 giorni, anche la natura piange con noi». Nella quiete del pomeriggio mando alcuni uomini a perlustrare la campagna per avere notizie dei più gravi fatti avvenuti. A centinaia si contano i cavalli e i muli morti. E nei pressi della strada alta, fino a San Giovanni, ecco sui solchi i cadaveri degli eroici granatieri. In quella stessa sera faccio preparare nel cimitero locale la fossa per l'inumazione di quei prodi soldati. Il paese di Flambro ogni ultima domenica di ottobre si veste a festa con il tricolore lungo le strade e le finestre per accogliere i granatieri di Sardegna che dal Friuli, dal Triveneto, dall'intero paese commemorano la battaglia che si consumò nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. Soldati decisi a farsi spezzare ma non a piegarsi, finché non ebbero la certezza che il ponte sul tagliamento fosse fatto saltare. È passato un secolo, ma questo luogo è diventato, già negli anni immediatamente successivi, meta di pellegrinaggio da parte del Granatieri di Sardegna per rendere onore ai caduti di quei 2 giorni di sacrificio. Storia e gloria di una battaglia combattuta con estremo eroismo durante il ripiegamento verso il ponte di Madrisio dopo Caporetto, sotto una pioggia battente, che ha lasciato sul terreno oltre 250 caduti tra i granatieri, tra cui Emidio Spinucci, colpito, secondo le testimonianze, da una pallottola mentre incitava l'assalto i propri soldati gridando «Avanti, avanti!» con il vostro colonnello. Alla sua memoria è stata assegnata la medaglia d'oro al valor militare. Il sacrificio del comandante e dei suoi granatieri contribuì al senso di redenzione che portò l'Italia alla vittoria di Vittorio Veneto. Fu la passione e l'orgoglio di questi giovani che segnarono una pagina d'onore alla quale ancora oggi dovremo attingere per il rilancio del nostro Paese, insieme all'aiuto portato dai cittadini di Flambro che curarono i feriti e seppellirono i morti in quelle giornate allo stesso tempo gloriose e tragiche. Il paese di Flambro e tutta la comunità di Talmasons è orgogliosa di testimoniare questa pagina di storia e ogni anno rinnova questa tradizione per mantenerne viva la memoria, riscoprire valori che guidarono quei soldati e trasmetterli alle future generazioni. La memoria che oggi noi facciamo è conseguenza del ricordo che per molti anni, subito dopo quella battaglia, i granatieri vollero spontaneamente e spinti dal ricordo dell'onore portare in maniera costante ogni anno, si è fatta la commemorazione fin dal 1918, la testimonianza di quei prodi soldati caduti. Abbiamo l'obbligo, la responsabilità di trasformare quello che era il ricordo
che i granatieri motu proprio avevano, ricordo attiene a qualcosa che è del cuore, e quindi era il moto naturale che il cuore li portava a portare onore ai propri soldati e commilitoni caduti, trasformarlo in memoria, trasformarlo nella memoria collettiva, in quella memoria che, partendo dai fatti successi 100 anni fa, instillano nel cuore, nello spirito, nell'animo delle giovani generazioni quella attenzione, quella responsabilità, quella etica che è necessaria riscoprire per confermare la dignità e l'onore del Paese conquistato e redento anche nella notte di pioggia dal 30 al 31 ottobre del 17, e per essere finalmente orgogliosi e continuare a essere custodi, gelosi di quei valori da trasmettere alle nuove generazioni. Questa è la memoria che noi facciamo, e lo facciamo insieme ai 6.000 e oltre soldati che l'Italia oggi schiera in tutti i panorami di guerra, gli scenari di guerra dove c'è tensione, scenari che sono necessari che siano presidiati dai nostri soldati affinché torni quella pace a cui anche oggi Monsignor Genero faceva riferimento, una pace non sentimentale, una pace non intima e propria, ma una pace maschia, una pace che deve essere rigorosamente ancorata a quelli che sono i valori della dignità umana, i valori di una patria, i valori di una nazione, i valori di una comunità. Questa è la pace che noi vogliamo, questa è la pace che abbiamo la responsabilità di difendere e di promulgare per i nostri figli, questa è la pace che dobbiamo ai 250 granatieri morti, perché essi, una volta che alzano lo sguardo da dove sono oggi verso il paese di Flambro e l'intera Italia, l'intero mondo, possano dire: il nostro sacrificio non fu vano, fummo uomini valorosi, perché chi ci ha succeduto ha ritenuto che noi siamo valorosi e il valore l'hanno ricordato nella loro memoria. Viva l'Italia, viva i granatieri, viva Flambro! Hanno detto oggi, e sia il Monsignor Guido, vicario generale, che io come diacono che servo questa comunità, siamo rimasti edificati dalla presenza militare. E dico brevemente che alla fine, salutando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Di Udine, del Presidente Fontanini, a tutti voi, alle numerose autorità militari e civili, al Monsignor Genero, a cui aggiungo subito un ringraziamento al Sindaco Zanin,
al granatiere Puntin per l'invito ad essere qua oggi, una giornata importante per tutto il nostro territorio, importante per la nostra comunità. Un particolare ringraziamento lo devo fare alle associazioni combattentistiche d'Arma, tutte, perché che vedo presenti, perché nei loro vessilli, nei loro labari c'è la storia del nostro paese. Ma dietro a questi vessilli ci sono i loro volti, volti di persone che ancora oggi, con costanza, portano avanti i valori del nostro tricolore. Il sindaco Zanin per l'accoglienza riservata e per il ricordo di noi granatieri. Tutte le autorità civili, militari e religiose. Ieri, mentre ero in viaggio col vicepresidente nazionale, col segretario generale e col consigliere per le attività sociali di protezione civile, per raggiungere Flambro da Roma, più volte durante il viaggio la memoria è andata al colonnello Emidio Spinucci. Anche perché prima di partire l'avvocato Federico Spinucci si era premurato di comunicarmi la sua vicinanza a questa iniziativa in quanto diretto discendente della medaglia d'oro al valor militare. Il percorso rispetto a quello che fece il colonnello Emidio Spinucci nel lontano 17 è stato molto più agevole. Mentre era in licenza, come ben sapete, è rientrato e ha raggiunto immediatamente il suo reggimento per far sì di essere a fianco dei suoi uomini nel difficile compito che è quello di essere una retroguardia. Come ha giustamente ricordato il rappresentante della regione Friuli Venezia Giulia, sulla retroguardia si muore, non si torna a casa. Bisogna consentire agli altri di poter arrivare allo scopo prestabilito, ossia iniziare una nuova difesa. Memorie storiche documentano che altri granatieri semplici, caporali, ebbero lo stesso impulso. Per loro Caporetto, che è quello che seguì sino alla linea del Piave, non fu una disfatta, ma un durissimo cimento, dove molti persero la vita. Solo a Fambro, lo sapete, ne caddero ben 250 granatieri. Di tutto ciò oggi resta una memoria evanescente, anche se nella giusta gestione del momento sembra rivedere quegli uomini in mezzo a noi. Ma non solo loro, perché anche dall'altra parte quelli del 52esimo reggimento di Brandeburgo sono qui in mezzo a noi. I militari non portano odio nel confronto di quello che gli sta davanti. Questo sia molto ben chiaro a tutti quanti. Il militare segue il compito e difende la sua patria, ma non c'ha odio verso il nemico, c'ha solo rispetto. E quando il rispetto cade si arriva all'atrocità. E questo non deve mai succedere. E ce l'ha insegnato la Seconda Guerra Mondiale dove si può arrivare. Tutto ciò resta una memoria a noi, uomini delle associazioni d'Arma, e a voi, signori cittadini, che vivete in questo luogo. È necessario quindi orientare con consapevolezza le scelte per il domani, per il bene e per il futuro delle generazioni. Infatti noi viviamo in un mondo aperto ai cambiamenti, sospinti dalle dinamiche della globalizzazione. I nostri giovani migliori portano le loro capacità per il mondo e l'ideale della patria si stempera in visioni universalistiche, dove giustizia e coesistenza pacifica sembrano dei fatti scontati. Il che non è così. Basta aver visitato i teatri di operazioni. Noi recentemente l'abbiamo fatto quando eravamo in servizio. E allora si riconosce il significato di un autentico riconosce il significato autentico delle istituzioni sociali e politiche quali strutture atte a garantire giustizia e prosperità ai cittadini.